Oggi sono a Napoli e sto aspettando 4 amici che mi porteranno a mangiare la tradizione napoletana. Quella cosa che quando ti metti in bocca ti fa innamorare il palato e scende fino al cuore. Sto a Piazza Carlo III e sto aspettando Gennaro, ma come al solito è in ritardo. Sono Gennaro Calvano e sono un capotreno delle Ferrovie dello Stato, Frecciarossa. Ma nel mio tempo libero, oltre ad essere uno scrittore, amo raccontare la napoletanità attraverso i miei profili social. Cosa amo di più della mia città? Oltre alle sue tante sfaccettature, il cibo della tradizione. Carissimo Manuele, che piacere! Come stai? Tutto bene. Come al solito stai in ritardo. C'era un po' di traffico, mi devi scusare. Dimmi un po' una cosa, ma che mi porti a mangiare speciale? Una bella cosa, Manuele. La trippa alla romana. Altre. Cioè, io parto da Roma per venire a Napoli e mi fa mangiare la trippa romana, stai fuori? Ma a Roma la fate con la mentuccia, a Napoli con la vasinicola. Il basilico. Ah, andiamo a mangiare sta Andiamo. trippa, dai, no, c'ho pure fame. La trippa romana si fa. Vabbè, ma a parte la trippa romana, ma che mi fai mangiare? Manuele, io ti sto portando a Dorus, il re della trippa a Napoli. A Roma mangiare trippa con limone, trippa che fagioli, trippa che patana, poi mangiare un soffritto. Manuele, ma tu la mangiare? E mo' bechia. No, ma che c'ho pure fame, dai, su. Fin dal lontano 1600, nella famiglia reale, interiore e frattaglie erano considerati scarti non adatti ai palati nobili. Venivano gettati fuori dalle cucine del palazzo reale. E molte donne del popolo, pur di riuscire a prenderne un po', davano vita a litigi e le loro urla si sentivano fin sopra gli appartamenti reali. In dialetto, queste donne venivano chiamate zandraglie. Ma proprio loro hanno creato alcuni dei piatti più amati dai napoletani, ancora oggi, dando vita a una nuova figura, o carnacuttale. Manuele, cara, ci portate la più grande carnacuttare in Napoli, Vincenzo Russo, figlio Raniello. 4 generazioni. Ma il tripparo? Esatto, andiamo. Buongiorno, permesso? Buongiorno, ciao Gennaro. Ciao Alessandra, Ciao. buongiorno Russo. Ciao Gennaro. Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Ti ho portato un caro amico da Roma, Emanuele. Ci fa piacere. Piacere, Vincenzo. Ciao Alessandra. Gennaro, hai portato compagni tu ci mi fa mangiare poi roba saporita. Sono venuto qua a posto. Ah sì, Sedetevi. Ci vediamo dopo, grazie. Sedatevi, ragazzi. Raccontami la storia di sta tripperia. Ma questa storia della tripperia è nata in mano a papà, è nata dal 1945, dopo la guerra. Papà si fece fare un carrettino e vendeva nella zona ambulante. Poi ogni tanto faceva una sosta, si fermava una mezz'oretta e poi continuava a girare il quartiere. Poi diciamo che trovammo questo locale un po' più avanti e là siamo stati 37 anni. E qua Paziano e Terreni sono passati anni 30. E poi diciamo che questa è stata tramandata da molte generazioni, papà, io, mia figlia. Terza generazione? Sì, io terza generazione. Continua con la 4ª generazione, il figlio di mia sorella. E come ti diceva prima papà, vedi, lui dormiva in quel carrettino dove il nonno vendeva la trippa. Questo è un mestiere che lo devi fare con amore. Il papà l'ha trasmesso a lui l'ha trasmessa a noi e non solo prepariamo la trippa, ma ce la mangiamo pure. Infatti quando lui sta al banco e taglia la trippa, noi ci scegliamo i pezzi migliori e ce li mangiamo. Alessà, ma che si mangia dentro sta tripperia? Allora, noi siamo carnacuttare, si dice in napoletano, quindi noi nasciamo proprio con la zuppa in brodo. Quindi noi facciamo la zuppa di carne cotta, facciamo la trippa alla romana ma col basilico, trippa con patate, trippa e fagioli, spaghetti con soffritto, zuppa di soffritto e infine facciamo la buonocore, che è una sorta di trippa all'insalata, viene servita con carote, cipolle, sedano, pomodori, viene tagliata sottile, sottile, sottile.
Emanuele, ma non sai cosa ti perdi, non sai cosa ti mangi quando tu ti metti davanti quella insalatona. Alt, questa la voglio come antipasto. E vai, te la faccio provare. Perfetto. Andiamo. Gennaro, questa è la lavanda del nonno. Grazie. Dopo grazie. cosa vi porto da mangiare? Che c'hai? Che c'ho? La zuppa di carne cotta, la trippa con fagioli, trippa e patate, trippa al sugo, spaghetti trippa e patate, soffritto. O zuppa o gli spaghetti, come la preferisci. Io direi un po' di tutto, no? Perché no? Dicello nonno, un po' di tutto. Vabbè, mo lo preghi. Grazie. Grazie. La trippa al buon cuore. Hanno detto che c'era il limone, ci mettiamo il limoncino così. Ale. Ma noi cominciamo buona. Oh, tu la conosci ancora, e voi? Va bene. La cosa che mi stupisce è il sapore della trippa accompagnata da una freschezza primaverile che manco un principe può dire del nostro piatto. Mamma mia, il profumo. Grazie. Grazie. Io comincerei con quelli però. Cioè, chiede questa, a me dammi quelli, ok. tu lo quindi ti devo accontentare. Dimmi una cosa, ma come si dice a basilico napoletano? Eccolo qua. Vasi Nicola, senti che poesia. Ma sai perché si dice Vasi Nicola? No. Non lo sai? No. E te lo dico io. Eh. Perché deriva dal greco, Napoli. È stata una colonia greca, come ben sai. La Magna Grecia. La famosa Magna Grecia. Io mangio. Magna Grecia e tu Magna Trippa. E dal greco, basilicon, era proprio il basilico. Mangia, mangia. Fatti grande. Com'è? Buono. Buona assai, eh? Questa. Io assaggio questa. Senti. Di acqua. No, io devo assaggiare quell'altro però. Guarda qua, va. Trippa che patate. Non vedi da una parte povera dell'animale, al quinto quarto e lo fa diventare più prezioso di un diamante. Voglio assaggiare pure questo, che fai? Non la senti? Aveva la bocca così. Io basta, ma mangio io. Mangia questo. Da quanto tempo è che viene a mangiare qua? Che conosce questo posto? Questo è un posto storico per la mia famiglia. Mi portava mio padre quando ero piccolo. Avrò avuto i miei 7-8 anni, già ci venivo con mio padre. Poi crescendo vengo qui e porto i miei figli. Mamma mia, sto proprio gonfio. Adesso però io me ne vado, ti lascio un compagno tuo russo, ma la cosa più importante è, mi raccomando, paga il conto che io sono ospite. È ovvio, Emanuele, l'importante è che hai mangiato bene. Bene, benissimo, infatti mo mi alzo e vado a fare i complimenti alla cuoca. Ciao bellino, grazie. Ciao Emanuele, alla prossima. Ciao. Ragazzi, grazie, buonissima e voglio fare i complimenti alla cuoca. Grazie, mi fa piacere. Complimenti per la passione, per le materie prime, per la qualità e per l'amore che ci mettete a fare sti piatti. Lavoriamo con tutto il cuore come al dito. Ciao belli mia, ciao, alla prossima, ciao. E quando te la scordi una magnata del genere? No, piacere mio, grazie di tutto e complimenti. Oh Russo, tutto a posto, che sto a scoppiare. Grazie. Non ti do la mano penna perché è tutta bagnata. Perché mi arrivi da pure bagnata, sono casareccio. Grazie di tutto. Ciao belli, grazie di tutto. Che dire?
si spende il giusto, si mangia da paura e dopo 4 generazioni di carne con cari ho risentito la vera tradizione napoletana. Ciao belli mia!